Passano l'anno e ci facciamo vecchi. E solo non ricorda la gioventù, tremano i gambi, non sentono i recchi, manca sto cuore, ci va bene più. Non può mangiare frittura, niente sale, non può bere vino né fumare. I mulignani ti fanno fa male e una femmina la può solo guardare. Una puntura me la faccio ogni mattina. Prima mangiamo per gli due compressi e a tavola mi bevo idrolitina e mangio le stesse cose, sempre le stesse. Sì, mi dice, mi dare una stecchetta e che già fa? Mi prive tutto senza protestare, senza ferma. Vino e sigarette. Ma ricidemelo un po', unica scampa a fa! Volevo mettere il dito su un argomento che oramai è superato, perché le donne di oggi sono tutte delle cuoche provette, tutte quante sanno fare un ragù. La moglie di Edoardo nel 1947 non era capace, tant'è che Edoardo diceva così: un ragù che mi piace a me, mi faceva solo mamma. Ah, che mi hai sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltosa, ma lo amo la mia, che sto usa, sì, vabbè, come tu, mo ci avessimo appiccicato. Tu che dici che stai il ragù? Io non mangio per non mangiare, ma va felice nella parola, che stai carne che la pomarola. Vorrei recitarvi una poesia di Edoardo in questo frattempo, che è Te si stima, cioè ti sposi. Io non so se qualcuno non conosce il napoletano, e la poesia dice così: nu sordo in da sacca non lo trovavo, cene femmine non triate, a lira veramente innacurata, e quasi sempre stava risperato, riceva la gente, solo una mogliere ti può cagnare sta capa per la galera. Tensura, ti si stiamo in santa pace, senti una volta un consiglio mio. E beh, ma non mi posso fare capace. Io vi giuro, quando è certo Dio, io non sono stata mai tanto inguaiata come mamma, che mi sono così stimata. Buonasera. E proprio perché si chiama Teatro Giovanni Paolo II, ad una sua poesia che ha scritto perché è innamoratissimo della Madre Celeste, e per titolo l'ha chiamata O dolce signora. Dolce signora, donna rivestita di sole, aiutaci a penetrare il tuo mistero, il mistero della Vergine Madre, il mistero della regina serva, il mistero della onnipotente che supplica. Aiutaci a scoprire sempre più profondamente in questo mistero il Cristo redentore del mondo, redentore dell'uomo. Tu sei rivestita di sole, del sole dell'inscrutabile divinità, del sole dell'impenetrabile Trinità, piena di grazie. E intanto, per noi che viviamo su questa terra, esuli figli di Eva, tu sei rivestita del sole del Cristo di Betlemme e di Nazareth, di Gerusalemme e del Calvario. Tu sei rivestita del sole della redenzione, dell'uomo e del mondo. Mediante la croce e la risurrezione di tuo Figlio, fa che questo sole risplenda sempre per noi su questa terra. Fa che questo sole non si adombri mai nell'anima degli uomini. Giovanni Paolo II. Allora mi sia consentito, anche se con un filo di voce, ma con una voce che viene dal cuore, una poesia mia, dedicata al mio mezzogiorno.
Io adoro la mia terra e non ne farei cambio con nessun'altra. L'ho scritta in italiano affinché potesse volare più lontano questo mio canto d'amore per la mia terra, ma poi oggi chiusa, napolitana, perché il coro mio è napolitano. Se guardi in cielo c'è sempre il sole, se ascolti il mare senti amore, se chiudi gli occhi vedi i colori, se svegli il tuo cuore udrai il canto della mia terra che dice basta alle sue guerre. Mezzogiorno che sogna, che canta, che cresce, che vive, mezzogiorno mio. Apri gli occhi e sorridi, perché in fondo sono tutti uguali gli uomini del mondo. Una differenza ci sta nel mezzogiorno. Fatican, sapim pure campà. Stan fronte a te, stan fronte a te. Stan fronte a te.